Dai dati diffusi da Confartigianato Veneto per quanto concerne l'export delle micro e piccole imprese della regione si evince una crescita importante con numeri che arrivano a superare i livelli pre-Covid. Vicenza si conferma al vertice tra le province venete nel primo semestre di quest'anno, con incrementi percentuali maggiori rispetto al 2019. Un grande risultato per l'associazione, che continua però a tenere alta l'attenzione sull'aumento dei costi delle materie prime e delle bollette. I dati del primo semestre del 2021 vedono sempre la provincia di Vicenza in testa per l'ammontare dell'export, con quasi 9,8 miliardi di euro di prodotti venduti all'estero. Nel trend vediamo che in questa prima metà dell'anno l'export manifatturiero vicentino cresce del 6,6% rispetto allo stesso periodo pre-crisi, ovvero primo semestre del 2019. La crescita è quasi doppia rispetto al tasso di crescita a livello nazionale, infatti l'export nazionale nello stesso periodo cresce del 3,4%. Se ci focalizziamo sui settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese, che sono ad esempio i settori che coinvolgono l'alimentare, il settore orafo e tutta la moda e anche il legno e mobile. Questi settori nel primo semestre del 2021 sono cresciuti del 3,1%. A rallentare sono il comparto della moda, in particolare il tessile che cala nella prima metà del 2021 del 17,3% e l'abbigliamento che sempre nello stesso periodo cala del 6,7%. E Confartigianato Vicenza è a disposizione per fornire informazioni e sostegno per la predisposizione della documentazione in merito alle domande di finanziamento agevolato SIMEST. A parlarci di questa opportunità il responsabile ufficio estero dell'associazione Vladi Riva. SIMEST è una nuova opportunità per le imprese, è un fondo a disposizione delle imprese italiane, in particolare le PMI. È il primo bando che va a valere sui fondi del PNRR. Ci sono tre misure che principalmente vanno a favorire l'internazionalizzazione. La prima è quella della transizione digitale e ecologica delle imprese, la seconda è quella delle fiere internazionali e la terza è quella dell'e-commerce. In estrema sintesi, se c'è bisogno di conoscere quali sono le opportunità, il bando apre per un precaricamento dal 21 al 27 e poi ci sarà un click day il 28 di ottobre. È a disposizione il nostro ufficio estero.